se vuole se ne va. Ti scusai per tante indizie, gli hai avuto sta caroggia. Dico te facendo un guaglio, mo si sono la vallecchia. Si babà senza capoccia. Si non palma non si dà. Tu sei scazzero fruzzi. Il capitano senza vecchia. Tanta pozza non spara. Sulla mare di Aida. Gesù. Cose là del mondo, che ti fanno parlare supla. Niente meno marito si è mangiato la moglie a morso. A morso. Io che fammi arretrato che te devo chiedere? Eppure sto pensando che se morisse a messi lei mi mangia la moglie. Ma mangiasse per anno e stesse senza per di tutto. Eppure che mi mangiasse. Sempre con il stomaco che la triste. Pasca! Manca cosa. Pasca! Che succede? È arrivata sta lettera per te. Me l'ha data mamma Giacomino porta lettere. Giacomino porta lettere. Marata. Ogni volta che viene in tasca mica forse è boutique. Ah, poi che fa? Ci conosciamo da tant'anni. Tant'anni. Ogni volta che porta a posto pare che fa posto. E tutto viene a posto. Ah, come stai scucciando? Chissà che sarà sta lettera. E chi è che mi scrive? Non lo so, vogliamo rapire. Fosse una cambiata. No, qua cambiare. E cambiare da nata forma, nato colore. E perché che forma devono ricambiare? E vabbè, che se non più può essere una tratta. Una tratta? Beh, sì, è una tratta, vedi che si tratta allora. La paprika tratta. A mangiare, Chiaro io. A roba che è chiaro io. Lì ce li chiaro io. E in un momento, si capisce chiaro io. Non mi fa venire con che schianto. Niente meno, schianto. Allarga. Allarga. Riesce a me. Dammi una preparazione, si è che cose male. Mamma mia. Tu. Ma che è? Una lettera burgotina, che? No, Ti fa venire un rema? No, la prima lettera A. La prima lettera A. La seconda è L. È L. È L. È L. È L. Ma che è una lettera araba? Niente di d'accordo. Tu hai chiaro, vuoi che sta lettera lunga? Ci spicciamo all'anno che bene. Me che buona me, chiaro, presto non so legge. Dunque... Chissà chiacchieriamo. No, che sta lettera presa alla S, sta la S. Assunto. No, a S, che la lettera che te la avanza innanzi a lei. Hai scartato là. Signor, che vuoi sfrugolì? Ma un istruzione tu a legge, E mi è attaccato. a legge. Allora, ma che fai? A legge, che sta scritto? Siamo tanti. Dici, voglio sai. Sì. Oggi che giorno è? Ma perché? Che te ne importa che giorno è? Che ti interessa? Dici che sta scritto cango. E che giorno è oggi? Ma pare che è giovane, mi ricordo ma. Oggi ho un so legge. Non so leggere, ma non me ne casse. Allora, alla signor. Ha calato bala. Alla signorina. Alla signorina vostra. Alla signorina vostra. Allora vuoi dire quando tiene la signorina? Ci scomigliato. Alla signorina vostra. Sei tu che tieni la signorina. Chi tiene la signorina? Sta scritto qua, giù giù pure. Alla signorina vostra. Ma chi è? Stai una conosca sta signorina? No. Vabbè, ho capito, no. Alla signorina vuoi dire che sei tu? Io? Sì, sei tu la signorina. Capitano perché tu non hai dalle frate, ma che già zecca, alla signorina vostra vuoi dire che sei una persona importante. Finalmente, non l'hanno capito troppo tant'anni. Tu, alla signorina
Va, vuoi siete, ma tu mi stai imbriagando, perché me l'hai suggezione a me. Ah. Ma chi ti sta facendo lì? Mamma leggi solo la lettera. E poi ti faccio sapere che sta scritto, capito? Allora, Uola, ma bello! Così no! lì! Madonna! Che sta? Ma no! Che sta? Papà! Papà! Padre è morto! Che chiama a fare? Papà! Papà, ma ciao! È un tosto! Come? È un tosto! Dove sta? No, ho posto. Io? Ma non mi esce! Sforzo! Ah, Vasca! È un posto! Io? Sì, sta scritto qui! Mamma mia, guarda, mi sta scritto bene! Dovete occupare il posto di Pechino! Allora, hai tenuto posto? Allora, hai tenuto posto? Sto a posto? Capisci? Sto becchini? È Pechino, sta scritto Perché lei sto becchino? Non so, è Pechino, pure la parola dice Pechino e Beccaio. Allora faccio ghiandire. No, che c'è che bene, non so, certo si Becchino del comune di Napoli. Ah? Una cosa importante. Becchino del comune di Napoli? Becchino. Speriamo che non mi sia religione. Poi non ha cominciato a lamentare, sa, religione, roba santa li ha fa. Io Ho fatto male bello, non hai fatto mai niente. Ma li ha fa, E se era una fatica pesante. Ma non è una fatica E a questa età mi fai pigliare la morte a me. Ma quando mai? Che c'è che sta morto? Chi è che piglia la morte? Io. Tu fai? Fatica proprio io. Fai pigliare. Sì. Della morte. Ti Mi arriva aspettavate, io no? la morte con pistola. Che ne sa, chi è? Non mi aspettavate, tu. No, io veramente no. Mi avete chiamato, mi avete... Che lei moglie mi compare quando la morte a me. A me potete venire quando più tardi è possibile. Importante. Signor, vi prego di non scherzare, non cominciamo a scherzare. Perché con la morte non si scherza. Capito? Ha fatto pure la messa a cantare. Sapete che non avete capito ancora io chi sono. Scheletro dei pinocchi. Voi, voi non dovete scherzare. Ma avrà Io lo posso pigliare pure a casa. Aspettate! Ma voi siete andare, si sfrantumano l'osso. Amica cara, si per dire che questo. Mo se ricambio non si ritrovano. Mi capite, Gre? I lei che si dice, stanno messa a uso. E con Gre che stanno chiusi, stanno in ferie. Allora è morto. Se mi esce, pigliare un po' d'aria, per fare la passeggiata. Signor cadavere, ma state in ferie? Graziate un altro poco. Voi non dovete scherzare. Io non posso perdere più tempo, io mi devo ritirare. Avrà ragione, chi può campusando di Iura, chi rimane a fuoco. Allora, A chiamare all'inizio una ride. sentite, come vi ho detto, io mi chiamo della morte, Sapete. di nome Sansone. Ma poiché dobbiamo diventare colleghi, voi chiamatemi solo Sansone. Ma che faccia i corni che te l'hai visto? Allora si sta stazione, il di sono gigante con lì. Ma perché, scusate, siete colleghi voi? Sentite colleghi, io appartengo alla ditta Morte Tranquilla dei fratelli Ossuari Pure? in via 7 Dolore, numero 17. Mi colla qui. Mammalo, Carmen. E siccome abbiamo molto lavoro, abbiamo bisogno di altro personale. Giusto. E allora abbiamo scelto fra le tante domande di disoccupati che già seguono al comune. Che fate, Carmen? Ciao, fa proprio chi? E voi siete capitati tra i primi. Tra i primi, avete tenuto una bella sorte. Avete saputo che Ha tenuto la fortuna. E il comune vi ha inviato una lettera con la quale vi assume in qualità di becchino. L'avete ricevuto? No, non ha ricevuto niente. No, come no? È che sta qua, immagini giù. Che sta qua? Siete moglie. Sì, me l'ha avuta. Benissimo, e allora noi lavorate sempre insieme a me. Facciamo parte della stessa ditta e facciamo coppie insieme. Prima di questo facevo il cambusato, mi sono quadrato. Capite, si contenta di fare più cucchini. Si capisce. Siete lavorati. No, sentite, ma allora pure voi siete becchino? Io? Io sono un grande figlio di becchino. Se vede la faccia. Signora mia, si può dire che sono nato. Siete nati, siete razzi, insomma. Sì, parti in macchina.
è buon bisogno di Fatti bacca. No, rimani in bocca. Allora si scioglie. Ma quando sono, dire che a cominciare dalla strappegna. A ste pelle la razza su. Mio nonno Mio nonno. era becchino. Capito. Mio padre Purissimo. era becchino. E pure mamma era becchino. No, mamma no, passiamo. Sua mamma no. No, passiamo. Che pazzi, Pazzi, Ma chi cari sai io te lascio sospiare, era becchino pure mamma. No, vabbè. Non signore, non era adatta per questo mestiere. Issa sì. A mamma no. Oh padre, scusate, ma perché la fatica pesante questa? No, pesante no. Il basta che ci famo. E poi se ne può fare pure 4 o 5 ore. Chi? Marito? Eh. Chi ce la fa? Chi non ce la fa? Chi è sì? Che hai fatto tu? Ma io cosa sapere? State zitto, non ce la fa né cosa marito. No, non signore, ma non vi preoccupate. Mi dovete credere. E poi mi capitano certi femmine per me. Come? Il femmina. Ecco femmine. Sì? Ecco peccato è Dio. Che capire malacchia. E poi da quel grande becchino che solo mi guarda e chiama. Sì. E poi quando pago me la so, e poi non pago te. Poco. Poco. E poi non Ma pago sentite te. pure. Non mi sento bene. Voi facete che sto fatto con sto fisico che non tenete. Faccia, dice la verità. Mi faccio di più schifo ai marito. La Ma verità. donna Nanni. No, concetto. E come parla bene. Non concetto. Io per fare questo mi sono sciupato, vedi? Ah, perché? Voi mi venite, ma... Voi mi avete quando ascettano quando sono... Quando Non ascettano... lo file fumma. Signore, file punta all'ospedale, quando ascettano l'ospedale. Tu deve essere. Che Che? segreto, Ma c'è nessuno... No, nessuna pizzeria che non ci stava Laura. Io me ne già stato fino a 10 ore. Buia. Oh, la palla. Oh, la palla. Sentite, signor cadavere, non decide fassare. Dai, ci sta mai morto che fa una cosa che è. Avrà ragione marito, vai E palla a casa, vado. E E mi metto con il spalle e mi carrino. L'ho pescato. Ma allora pure marito mi sa dai già, con per spalle. E se capisci? Allora che? Capi? Io che bello mestiere che hai trovato, fa proprio per te sto mestiere. Vabbè, quando sei da fatica, sei da fatica. A me mi piace sto fatto. Aveva ragione. Mi sei fatto tu, hai capito? fatto mio. Aspito, hai una fatica. Fatica a me che mi piace, mi piace. No, hai l'intenzione onesta. Sì, sì. No, ma ne dico poi quando capitano all'uomo. Pure. Ma perché più l'uomo non mangia i soldi? E si capisce, dai, secondo come capita. Ma che schifo mestiere che ha chiesto? Ma non vi preoccupate, signore, non vi preoccupate, noi ci aiutiamo. Tra noi. Ma vediamo. Lo facciamo, isso sai, o la de coppa, e mai o la de sotto. Oh, la dico, povero, io mi trovo meglio con la di sotto. Vabbè, Anghita, io ci va bene, ti metto a posto. Ah, mi c'hai già Ma fatto sei sotto fatica. tua coppa. Non mi piace sto mestiere, e basta. Già fa fatica. Ma non fa bene in giaffa, e basta. Quando c'è cominciato? Poi non l'hai preso. Ma posso poter faticare fino a morte. A fatica non devo fare. Aveva ragione. Ragione. Troppi sfaticati stanno coppa mu. Ma Quando c'è mettere mano? Io per questo sono venuto. Sapete cos'è? Che stamattina, no? Mi sento poco bene. Si vede. E allora ho chiesto 2 giorni di permesso. Come campo santi? Sì, di permesso alla ditta. Alla ditta campo santi. Ma perché se trovo un sostituto, me lo mando sul posto di lavoro. A casa la signorina. È una signorina? Ma cominciamo pure, guarda la signorina. Ui, tu c'è un po' fafano. Non intercettare. Non intercetta. Già, perché già sapeva pure. Non devi intercettare. E poi, che da fare? Io posso mettere a mano. Voi. Chiaro già mettere in capo. L'indirizzo. L'indirizzo. Allora dai a mettere a mano. Non l'indirizzo, allora proprio l'ufficio fa chi. Ma capite? Così. E mi raccomando, fate un bello servizio. Abbiate tatto. Perché siccome voi la prima volta ho dato che vi manate i cose. Che si viene facissimo. Fate con delicatezza. Pure. Capite che la signorina è una 18 anni. E che bella ragazza. Guarda, facciamo un pizzichino. C'è un po' fafano. Non mi piace. Hai messo, hai Ma faticato. che è sto fa? Non mi piace, la schifezza proprio sto mestiere. Sattaci. Hanno fatto una cosa! Che guarda, non ci
Stanno parlando a mezzo! Voi sul principio avevate accettato! Sì, ma l'abbiamo accettato! Ma accettato! Ma non sapevo come si era richiesto! A me sto fatto le femmine dall'uomo, a me non mi piace! Io non mi piglio attacco perché... Non si lasciate stare! Vediamo! Vi scassate! Ma allora Gesù, secondo voi? Secondo me. O morto, che porta a basso morto? O morto, che porta, o quando santo? O morto! Sono morte! La fatta! Ma allora anche voi schiatta morto! Non mi da fare il croce, a me mi da fare perché insomma voi non lo sapevate. Che becchina significa schiatta morto. Io schiatta morto! Allora, sai noto, povero, sanno passare. Guarda, sto sorridendo. Ma te ne rimani! Ehi, Pure brutto che... non mi fate ridere. No, per moretti. Voi volete fare cosa? Chiamate a questo indirizzo, non vi preoccupate. Allora, cara. Andate un poco meno con lei. Ha giocato. Se non trovo chi mi sostituisce. Poi, Non signore, vengi, carne e ossa. E via giù. Carne e ossa no, sull'osso. Mi vengi. Allora vanno nell'osso. È chiuso l'argomento. Collega. Chi si è arrabbiato con lei? Ma non ne sa come. Ci vediamo all'aldilà. Al di là. No, già proprio. Guardate bene, fate 16, voi. 17 non l'uno per tutte le carni. Pure. Vabbè. Si sono sciolti pure i pesci. Accordi? Allora, guardate bene, ja. Sembriamo che Ja, non ja, ja. Collega. Ja. Ah già abbiamo. no. No, tutta te, per favore. Da un po'. Allora, Sei caricata a batteria. Anda a segnare Ruanelli, capito? no, ci vediamo all'aldilà. Ja, ja. Oh. Vai avanti, Gesù, ma non hai capito? Io non ci vado. No, tu ci vai, cremo, ci vuoi? Oh, schiazzamorto dopo. Ma perché saputo che schiazzamorto ci vuoi? Prima invece ci vuoi via, ti piace? Invece mo ci hai, perché la fatica è fatica, io posto non si rifiuta, Dio sa. Io non ci vado. Ah no, no, tu ci vai. Io non ci vado. Marò. Tu ci vai? Non ci vado. Allora vieni a casa! Non ci vado. Allora vai, all'indirizzo. Allora ci paghiamo pure tu. Ehi. Ma che c'è secchi, che faccio scattare Ah, ma non morto? c'è secchi, mo. Ma io sono femmina, ma si fa scattare morto. Tu hai che sia becchino. Io non ci vado. Ah no? E va bene, venga a presa a te. Ma prima se non ci va, non posto, non faccio la storia. No, a costa mai sai, non la voglio. Ya, dammi. Abba, ti pare una Che possiamo Sì. aiutate papà. Dammi, no. Niente meno che non avevano capito manco che significa becchino. Sono proprio due turze per niente. Is e la moglie. Chi non ce la fa, chi sono morta. La forza chi c'era, non ce la fa. E poi mi faccia pure. No, e potrà sì. E a chi aspetta potrà sì. E fa presto. Ma perché non la sei prima tu? No, lo schiattamorto sei tu. E tu devi fare l'introduzione, Ma che c'è una macchietta? Ah, ci capi, ma fai la potrà sì. Andiamo c'è. Ya, ma perché mi fa paura? Tu dici, ti mette paura qui a me. Vabbè, ma io sono trasuto, ma non mi credo che avevo subito la morte ai facci. Sa che quando stanno asciugando la E casa... voi chi siete? Che fate qua? Signora, io sono il becchino. Ah, bene, benissimo. E la signora? Ah, io... È venuto per me la coraggio. No, Che avete detto? no, siccome stamattina mio marito non si è sentito bene, allora sono venuta io che sono la moglie per, come si dice, per dare un po' a medicina. Una volta ho sciruppe, una volta che faccio un pinnolo, una sul posto, diciamo sto vicino, va. Ma poi me ne va, signora? No, voi potete restare buona donna. Anzi, mi fate compagnia e mi date coraggio. Hai visto? Che è? Si mette paura pure questo. Stata zitta. Capirete, la famiglia sta di là. Sono tutto quanto. Proprio tutto quanto. No, ma che avete capito? Sta di là perché si sentono colpevoli di quanto è successo. Se gli avessero dato il consenso di sposare il suo ragazzo, lei non si sarebbe avvelenata. Oh! Per l'amor che si fa? Che si fa per l'amor? Signore, dovrei accompagnare che si fa. Stata zitta, non fa pare che ti metta paura, capito? No, non ci fa bene, Ma non sta con sta faccia appesa, io sta allegra, io ridere, io pazzia, e così non se ne va un Ma barbuto. che sogno da un matrimonio. Ma
ma sai troppo che faccia Mi raccomando, aggiustatela bene, con molto sfarzo, con molti fiori. E mi raccomando, la lumière. Riguarda la lumiere. C'è mamma che la lumiere a fianco a noi, che lei ha Può dato. essere, dice tu. Vabbè. Ma che avete capito? La lumière, le luci, con molto addobbo, molto sfarzo, con molte luci, intramittente che si accendono, si spengono, si accendono, si spengono, Apre la sulla porta. Ma che c'è per la festa di San Gennaro? Ma state zitta che te ne importa a te. Lascia dice come dice loro. Ma magari la povera guaglione, se non ha potuto fare la festa del matrimonio, ma magari fa la festa della morte. Se da che sì. Allora io vi lascio soli, io vado di là. Io sono l'unica amica che gli sta vicino in questo momento di dolore. Sì, Fra poco arriverà il fratello da Milano. Con tante le doti le mani. No, dico da molto lontano. Sì, sì, sa quante rimorso avrà nell'animo. Perché lui è il più ostinato a questo matrimonio. Il più ostinato. Mi raccomando, io vado di là, aggiustatela bene, così quando lui verrà la troverà tutta bella e aggiustata. Io vado. Signor, ma io da solo non posso fare niente. Aspetto l'amico mio che porta tutti gli occorrenti. io collego. Avete un collega? Sì, il primo becchinario. Ah, voi Io siete sono il secondo. Allora aspettate, io vado di là. Signori Dio! Che disgrazia! Che disgraziata! Che disgraziata! Tu e loro. L'amico, la guaglionese. Che ne ceniamo? Si apre nada, come ce ne ha? Tu sei un becchino, ma che siamo stati a fare? Ti è una curaccia tu, non ci sta niente, noi che compressione fa morte, non fa nessuno. È femmina. Sì, è femmina, la piccerella, 18 anni, la creatura. Si ottava. E ti potrà fare uno. E guarda, non ci sta nessuna pressione. La fai impressione? Io che non si muove, vai, che fa? Non si fa niente, non si muove. Che si sta a mettere paura. E non l'hai sa che? Che c'è? No, non è niente. Ma perché che siamo? Che vuoi sapere? Ne vista! Ne vista! No, Ma no! Dove va? No, Dove va? ma non signore, Dove va? no, due piedi, no, quando mai? Che l'impressione, uno pare bene che si muove, non è così, Sì. che non si muove, vai casa, vai casa, non lo faccio. Ma che le che chi? Ma che la passavano per la street? È morto pure chiosa, è morto. Poverello, pure con Paura pure chiosa. Pasca, non ti mettere paura, capito? No, Che c'è? uè. Che fa? Lava con me? A che l'avevo con me? Ma mi date per frate. Che c'ha zecca, che ma non ne vede che lui ci parla a noi che fa che si mosse, che non si muove, che lei si sta paura, che ci fa pare che si Ah, si è fissato che non si Ma muove. no, vero, ma non so come, non ti mettere a paura. Si è fissato. Non ti mettere a paura. Ai! Ma no! Che c'è? Hai visto? Ma tu te che stai, a te stai guardando. Hai visto? Fissa a me. Fissa a fissa. Hai visto? Allora, pasca. La cacciata. La lingua da cacciata. Hai visto? Ci sta A goffiando. te però, a me no, a me. Ehi, Pure a me. hai visto? Pure a me. La lingua Pure a me, fuori. Pasca. La lingua Ma non ce la faccio più. Pasca, ma allora che sei? Hai Non è visto? morte. Ma Non adesso è che è? morte. Guarda, andiamo in cielo. Non è morte. Io non ce la faccio più. Oh, spirito. Ma lo spirito! È il fratello che è venuto da Milano! Passano, lo spirito. Pasca, su, Pasca. Non ce la faccio più. Mio frate, capito? Mi mette la paura. Pasca. Non ce la faccio più. Che cosa? Che cocò? Cocò. Che parla? Cocò. Ah, caccia cocò, che storia? Ah. Dica tu. Au. Sì, te ne va la paura. Non ti mettere la paura. Vai a perdere la lingua. Ma che sta succedendo? No, signor, mio marito mi ha avuto in un colpo, sapete com'è? È come se avesse perduto la lingua. La paura è stata. Angelina, bello fratello tu.
proprio mo che avevo deciso di darti il mio consenso. Stamattina, prima della triste notizia, sono stato dal notaio e ti ho intestato 2 appartamenti di 200 milioni ciascuno. 300 milioni, tutto per la tua dote, tutto! Bravo mio bello, come ti voglio bene! Ma viva! Hai visto? Hai visto? Ma meglio la vita! Ma era coma! Era chi? Era coma! Hai capito? È una coma. E stava vicino a Milano, come? Ma che cosa avete capito? Era coma profondo! Ah, era profondo. Era profondo. Ma no! Era morte apparente! Ah, so, è morto apparente! La mia è morta sicuro! È morta Vasco! Non mi fa mai troppa paura! Signor marito, mi è morto veramente! Chiamato schiatto morto! No, eccomi qua, chi mi vuole? Sono della morte! Ma te lo sono